Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. False relazioni per coprire gli abusi che avvenivano in carcere a Trapani. Al TG Sicilia il garante dei detenuti, il governo fomenta l'odio. Parapendio fatale per padre e figlia nel Messinese. L'uomo, che non era nuovo ai voli in parapendio, muore di infarto dopo l'incidente e il ricovero. Lei rischia l'estremità del piede. Continuano i dubbi sulla morte di Lari, la quindicenne trovata morta a Piazza Armerina. Dall'autopsia emergono delle incongruenze con il suicidio. Sequestrati i telefoni di 8 compagni di classe della ragazza. I familiari continuano a ribadire Larimar è stata uccisa. Rifiuti, la giunta Schifani vara il piano regionale. Palermo e Catania avranno 2 termovalorizzatori. Si eviterà così l'invio di rifiuti all'estero. Scia di sangue sulle strade siciliane. Solo ieri sono stati 2 gli incidenti mortali a Messina. A Catania la circonvallazione è un pericolo per i pedoni. Intanto è legge il nuovo codice della strada. Calcio, il Catania prepara la sfida con l'Avellino che sarà trasmessa in chiaro su Telecolor sabato 23. Domani la rifinitura e la partenza per la Campania. Lavoro e concentrazione in casa Palermo. Domenica affronterà al Barbera la Sampdoria. Si cerca l'alternativa a Lucioni che lascia i rosanero. Bentrovati. Le violenze in carcere coperte tramite false relazioni. Il giorno dopo il blitz che ha rivelato il sistema di pestaggi e torture all'interno del carcere di Trapani, il garante dei detenuti dice il governo fomenta l'odio. Sentiamo Laura Spanò. All'indomani del blitz che ha portato a domiciliare 11 agenti della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere Pietro Cerulli di Trapani, mentre per 14 il GIP ha disposto la sospensione dal servizio, emergono nuovi particolari. Non solo violenze fisiche, verbali o derisioni, ma anche false relazioni di servizio usate per calunniare detenuti e coprire gli abusi, così come ha evidenziato Ezio Giacalone, comandante del nucleo investigativo regionale. Abbiamo tracce di false rappresentazioni e relazioni di servizio di ciò che era accaduto, avendo noi ovviamente con delle attività tecniche sia di telecamere, sia di intercettazioni, sia successivamente anche di audio, invece avendo un'evidenza, diciamo così, pratica del fatto che per l'appunto le circostanze non corrispondevano. Ad agosto del 2023 proprio il reparto blu dedicato all'isolamento dei reclusi italiani, stranieri o psichiatrici, dove sono state consumate le violenze video riprese dalle telecamere fatte piazzare dalla procura, era stato chiuso dal DAP grazie alle denunce dei detenuti e il report delle associazioni, tra le quali Nessuno Tocchi Caino, che avevano effettuato tutta una serie di ispezioni all'interno del reparto utilizzato appunto per l'isolamento. Non ha fatto bene, non fanno bene le dichiarazioni dei rappresentanti di questo governo di questi giorni. Credo che fomentino odio, fomentino rabbia, ma anche nei detenuti. Noi sosteniamo il corpo della polizia penitenziaria perché ha dimostrato, anche partecipando a queste indagini, che il corpo è sano. Così Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, commenta la notizia su quanto accadeva all'interno del carcere Pietro Cerulli. Il cadavere di un uomo di 70 anni con profonde ferite alla testa è stato trovato all'alba di stamane nel suo appartamento di via Lunetta nella periferia est di Caltanissetta. L'uomo abitava con alcuni familiari. Potrebbe trattarsi di omicidio, ma gli inquirenti non escludono al momento alcuna ipotesi. Nell'abitazione sono in corso rilievi della polizia scientifica. Restano gravi le condizioni della giovane di Bolzano che ieri si è schiantata con il parapendio a Milazzo. Il padre non ce l'ha fatta. La ragazza è stata operata per diverse fratture. Francesco Triolo. È ancora ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata Martina Florian, la giovane di 30 anni bolzanina che ieri si è schiantata con il parapendio a Milazzo nell'area dell'ex discoteca Le Cupole. La ragazza è stata sottoposta ieri sera ad un intervento ortopedico per ridurre le diverse fratture provocate dalla caduta e le sue condizioni anche oggi restano stazionarie nella loro gravità. I medici attendono adesso l'arrivo da Verona della madre per ulteriori aggiornamenti clinici.
con il padre Marcus, pilota professionista di parapendio, si trovava in vacanza con un gruppo di amici provenienti da tutta Italia proprio nel centro tirrenico del Messinese quando avevano deciso di fare un volo soft, una durata di circa 15 minuti, che avviene da un decollo basso, ma a causa del forte vento sono precipitati. Il padre, inizialmente portato in ambulanza all'ospedale di Milazzo, è morto a causa di un arresto cardiaco mentre veniva sottoposto ad una TAC. La ragazza, invece, considerate le fratture, è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Milazzo. Secondo una prima ricostruzione, i due si sono lanciati con il parapendio dal tratto di spiaggia nei pressi dell'ex palazzetto dello sport a poche centinaia di metri dalle cupole, ma il forte vento li ha spinti facendoli cadere rovinosamente sulla spiaggia. La vela del parapendio è rimasta impigliata nei resti della struttura. A lanciare l'allarme sono stati proprio degli operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo nei pressi dell'ex discoteca. I carabinieri hanno già sentito alcuni testimoni, amici dei feriti, ma ancora non sono chiare le dinamiche. Al vaglio ci sarebbe anche un video girato dagli stessi amici. La morte di Larimar, la quindicenne trovata morta a Piazza Armerina. I risultati dell'autopsia parlano di incongruenze, sequestrati i telefoni cellulari di 8 compagni di classe della ragazza. I familiari continuano a ribadire Lari è stata uccisa. Desiree Ferlito. Lo avevano detto i suoi familiari sin dal primo istante. Larimar non si è uccisa, è stata uccisa. La mamma Joari, le sorelle e il papà Roberto non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio. E adesso a insinuare il dubbio anche i risultati dell'autopsia sul corpo della quindicenne, che parlerebbero di incongruenze con l'ipotesi suicidio. Aveva collo, addome e piedi legati, si legge nel referto. L'osso cervicale non era spezzato. Le mani erano libere e le scarpe erano pulite, anche se nel prato c'era terra. E poi il mancato istinto di sopravvivenza della ragazza, che non si è liberata dalla corda malgrado le mani libere. E infine le ginocchia che toccavano terra, come ha raccontato sua madre che l'ha trovata. Non è chiaro se queste incongruenze lascino spazio a un'altra ipotesi, ovvero quella dell'omicidio. Sì, perché Larimar, come ha sempre sostenuto la madre, potrebbe essere stata uccisa in quei 45 minuti in cui è rimasta sola in casa. Si attende l'esito delle analisi sul telefonino sequestrato a 8 ragazzini, compagni di scuola di Larimar, per fare chiarezza sulla lite, a detta di alcuni furibonda, che avrebbe coinvolto la ragazza la mattina del giorno della sua morte. Tutte le ipotesi al momento sembrerebbero aperte, nella speranza di trovare la verità per Larimar e la sua famiglia. Per anni era stata la schiava sessuale del suo compagno tunisino, abusata, prigioniera in casa col divieto di uscire e avere contatti con il mondo esterno. A Palermo è finito l'incubo per una donna di 29 anni. Manlio Viola. Segregata, violentata e maltrattata non da uno sconosciuto ma dal compagno. È stata questa la terribile esperienza di una donna la cui identità non viene resa nota, ora salvata letteralmente dai carabinieri. Al culmine di lunghe indagini gli uomini dell'Arma, su ordine del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, hanno arrestato un tunisino di 30 anni che con la promessa di una vita migliore aveva ridotto la compagna ad essere la sua schiava sessuale. Le indagini sono iniziate a dicembre del 2023 quando i militari hanno notato una lite furiosa tra una donna di 29 anni e un tunisino di 30 in via Macheda, nel pieno centro di Palermo. I militari hanno soccorso la donna, che ha colto l'occasione per denunciare violenze e soprusi. Per anni sarebbe stata costretta a restare ai margini del mondo, senza alcuna libertà di uscire di casa né tantomeno di avere contatti con altre persone, privata persino del cellulare. Una prigionia che sarebbe stata segnata anche da violenze fisiche e psicologiche, da ripetuti abusi e minacce di morte, oltre che di rimpatrio. Ogni tentativo di fuga della vittima durante i 2 mesi di permanenza in Italia sarebbe stato vano, in quanto puntualmente ritrovata e riportata a casa dall'indagato sino a quel giorno di dicembre dello scorso anno. L'uomo avrebbe anche tentato di avere contatti con la ex compagna nonostante la donna fosse ormai stata collocata in una struttura protetta e al rifiuto di tornare insieme l'avrebbe aggredita. L'uomo si trova adesso in carcere, al carcere Lorusso di Pagliarelli. Il GIP ha disposto il decreto di giudizio immediato. E sempre più donne si rivolgono ai centri antiviolenza, più 14%. I centri DIRE, donne in rete contro la violenza, vedono aumentare per il secondo anno consecutivo il numero delle donne accolte, con un incremento pari al 14% rispetto al 2023. Dalla rilevazione sul 97% dei centri nei primi 10 mesi dell'anno risulta che oltre 21.000 donne si siano rivolte appunto a queste strutture.
Andiamo a Palermo, la Giunta vara il piano rifiuti. Tra gli impianti previsti 2 termovalorizzatori a Palermo e a Catania. Si eviterà così l'invio di rifiuti all'estero. Vediamo. Via libera al piano regionale dei rifiuti e con esso anche ai termovalorizzatori. La Giunta regionale di governo nella seduta di questa mattina ha apprezzato il piano di gestione e contestualmente il Presidente della Regione, nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza, ha firmato l'ordinanza che adotta il piano. La responsabilità del procedimento resterà in capo all'ufficio speciale. Un piano articolato che mette finalmente ordine e che gira intorno ai termovalorizzatori, ma stabilisce chi deve fare cosa e come si opererà oltre agli impianti fondamentali. 2 termovalorizzatori, uno a Palermo e uno a Catania, 31 impianti di compostaggio, 14 nuovi di cui 6 pubblici, 24 biodigestori, 20 nuovi e 11 pubblici, 16 piattaforme, tutte pubbliche di selezione del recupero per la raffinazione e 11 sono nuove, che sostituiranno e miglioreranno i vecchi impianti di TMB. Tra gli obiettivi del piano ci sono il recupero del 65% dei rifiuti urbani, l'eliminazione dei trasferimenti dei rifiuti fuori regione, la riduzione del 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attuali, con un risparmio di circa 150 milioni di euro ogni anno, e la riduzione del conferimento in discarica depositando non oltre il 10% di tutti i rifiuti prodotti, rispettando così gli obblighi previsti dalla normativa europea. Il nuovo piano arriva al culmine di un complesso procedimento che ha visto coinvolte l'Assemblea regionale, le autonomie locali, gli operatori d'ambito e ha ottenuto le valutazioni ambientali strategiche dopo lo svolgimento di tutti gli adempimenti istruttori. In ultimo, qualche settimana fa, il parere positivo anche del CGA. 2 incidenti mortali in pochi giorni. A Messina sangue sulle strade, ieri sera a perdere la vita un noto maestro di arti marziali e soltanto ieri sono stati 6 gli incidenti per i quali è dovuta intervenire la Polizia Municipale. Francesco Triolo. Ancora sangue sulle strade messinesi dopo l'incidente mortale di lunedì che è costato la vita a Giuseppe Ingemi. Ieri intorno alle 23 un altro scontro ha causato una vittima, Eliseo Scarcella, 56 anni, noto maestro di arti marziali e direttore della palestra dell'Università di Palazzo Mariani. È morto a seguito del violentissimo impatto tra 2 mezzi, un'auto ed una moto, sulla strada statale 114 all'altezza del bivio di Santa Lucia. Ad avere la peggio proprio Eliseo Scarcella, sportivo molto conosciuto ed apprezzato in città, un gigante buono a cui tutti volevano bene, prima alla cittadella universitaria, poi anche al Policlinico Universitario dove aveva una borsa di studio. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Secondo i primi rilievi ci sarebbe una mancata precedenza alla base dell'incidente su cui ha aperto un fascicolo la procura, ma la giornata di ieri è stata funestata di incidenti. A Messina ben 6 hanno richiesto l'intervento della sezione infortunisti della Polizia Municipale. In mattinata, intorno alle 10:30, in via Catania, un altro incidente tra una moto ape ed un ciclomotore con il conducente del mezzo a 2 ruote ricoverato in prognosi riservata al Policlinico. Sulla morte di Giuseppe Ingemi invece la famiglia ha lanciato un appello affinché, se qualcuno fosse in grado di riferire circostanze utili per ricostruire la dinamica dell'incidente, si rechi presso il comando di Polizia Municipale. Circonvallazione e tempi duri per i pedoni a Catania, pericoli in serie tra Ognina e Nesima. Vi mostriamo alcuni esempi dall'alto e dal basso. Con Tonino De Mana. Dall'alto con enormi blocchi di pietra lavica che si staccano, dal basso con attraversamenti pedonali sui generis e marciapiedi a volte impraticabili, spartitraffico con palme che invadono la sede stradale. La circonvallazione di Catania non è solo pericolosa per le auto che sfrecciano, ma per i pedoni che rischiano giornalmente da Ognina a Nesima e viceversa. Questi enormi massi si sono staccati dalla parete lavica finendo sul marciapiede e a distanza di 2 settimane dal crollo sono ancora lì in bella mostra. L'unico intervento facile è stato quello di transennare l'area in questione. Di fatto chi transita a piedi non ha alternative, è costretto a cambiare marciapiede, fermo restando che dalla parte opposta il pericolo è identico. Blocchi lavici che pendono come una spada di Damocle anche in prossimità della nuova stazione metropolitana di Fontana, non distante dall'ospedale Garibaldi Nuovo, dove anche l'attraversamento pedonale non è il massimo in tema di sicurezza. Sui generis anche le strisce zebrate con rialzo in cemento all'altezza di via Passo Gravina
Inciampare potrebbe significare finire sotto un'auto in transito. E che dire del sentiero naturalistico, del marciapiede o quel che resta, nel tratto di circonvolazione che poi si incrocia con via Duca degli Abruzzi. Sono tante le segnalazioni inviate al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 che giriamo agli uffici competenti del comune e della multiservizi. Infine, non ultimo per importanza, segnaliamo il guardrail divelto da un incidente stradale e lasciato in queste condizioni. Sollevato e altamente pericoloso, immaginate se qualcuno dovesse finirci contro. E a proposito di incidenti stradali, è stato varato il nuovo codice della strada, ritiro della patente per chi guida con il telefonino sotto effetto di alcol o di droga, stretta sui monopattini e multe salate per eccesso di velocità, più tutele per i ciclisti. Ancora De Mano. Ritiro della patente per chi guida con il cellulare in mano, ubriaco, drogato, stretta sui monopattini e per chi abbandona animali in strada. Cambia ancora il nuovo codice della strada con norme sempre più stringenti per cercare di mettere un freno alle stragi. Dopo il via libera del Senato, dove il testo della legge delega era rimasto bloccato per mesi, la riforma sta per entrare in vigore, anche se non mancano polemiche tra maggioranza e opposizione e tra le stesse associazioni di categoria, con il Codacons che parla di rischio stangata per gli utenti della strada. Umore nero per i venditori di monopattini, l'obbligo di targa, casco e assicurazione rischia di compromettere le vendite già in calo a tutto vantaggio delle biciclette. A proposito di ciclisti, diventerà obbligatorio per gli automobilisti mantenere, in caso di sorpasso, una distanza di sicurezza laterale di 1,5 metri. Catanesi che approvano il nuovo codice della strada, ma con riserva, visto che tutti puntano il dito sulla mancanza dei controlli. Gente qua in città sono col telefonino che parlano e ammettendo il rischio, siano i pedoni sia anche alle persone, eccetera. Che il problema è l'applicazione della legge, visto che ci sono bisognerebbe applicarle, quello è. Dovrebbero esserci controlli forse più stringenti, un maggiore controllo appunto per le strade. Per sé e per gli altri sarà comunque opportuno non alzare il gomito, oltre il limite dell'1,5 grammi per litro si rischia un anno di carcere e non esagerare con la velocità, principale causa, insieme alle distrazioni, degli incidenti mortali. Aveva realizzato nella sua lavanderia di casa un pozzetto nero dove confluivano i liquami del suo bagno in modo da potersi liberare della droga, gettandola nel water e tirando lo sciacquone per poterla poi recuperare. È la tecnica utilizzata da uno spacciatore di 43 anni di Catania, ma che non è servita a evitargli il carcere. Il meccanismo infatti è stato scoperto da agenti della squadra volanti della questura di Catania. L'uomo è stato arrestato. Protestano i lavoratori della sede Pfizer a Catania. Il timore è che dopo la pandemia la multinazionale possa penalizzare ulteriormente il sito catanese con politiche di sfoltimento posti di lavoro nella sede della zona industriale. Desiree Ferlito. Non cessano le preoccupazioni per il futuro della Pfizer a Catania. Il timore dei lavoratori e dei sindacati è che dopo la pandemia la multinazionale possa penalizzare ulteriormente il sito catanese, con politiche di sfoltimento mirate a tagliare altri posti di lavoro nella sede della zona industriale. Visti i modesti risultati scaturiti dal tavolo di confronto, adesso l'avvertenza viene portata in strada, con un sit-in davanti la sede Tnea. Oggi i lavoratori di Pfizer Catania stanno manifestando contro l'assoluta mancanza di investimenti in nuove tecnologie farmaceutiche, le uniche che possono agganciare il nuovo focus aziendale post-pandemia, ossia innovazione biotecnologica in vaccini e farmaci contro le malattie rare. Attualmente Catania vede la produzione di antibiotici iniettabili sterili e questa tipologia di farmaci non rientra più nella nuova ricerca di Pfizer basata su vaccini. Nelle scorse settimane tutte le sigle di categoria avevano chiesto alla direzione aziendale una maggiore apertura, ma i vertici della multinazionale hanno risposto con efficienze operative, modifiche alla struttura della rete e miglioramenti del portafoglio prodotti. Da qui il timore che la Pfizer di Catania sia destinata a breve a un ridimensionamento. Agrigento, capitale italiana della cultura nel 2025, è priva di parcheggi. Il prefetto scrive alla Regione per chiedere il potenziamento della linea ferroviaria Palermo-Agrigento. Davide Sardo.
Ad Agrigento mancano i parcheggi. Per i circa 3 milioni di visitatori attesi nel 2025, anno di Agrigento, capitale della cultura, non vi sono posti auto. Il prefetto Filippo Romano lancia l'allarme e, con una lettera scritta al presidente Schifani e all'assessore ai trasporti Aricò, chiede un potenziamento del collegamento ferroviario Palermo-Agrigento con le soste ad Aragona, Agrigento Bassa, Templi e Porto Empedocle, tutte zone dotate di parcheggi, estendendo il percorso anche nella zona industriale, anche essa con tanto spazio per le auto. L'assessore Aricò sta lavorando anche alla ricerca di soluzioni alternative, che possono essere anche l'utilizzo del treno. Ieri si è inaugurata restaurata la tratta Comitini-Porto Empedocle, il treno il cui rafforzamento potrà sicuramente evitare l'afflusso delle macchine fino al centro storico. Il tutto incrementando le corse con un collegamento di superficie già sperimentato con successo durante la scorsa Sagra del Mandorrinfiore. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport, il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, il big match del prossimo turno di C vedrà coinvolto il Catania che sabato sarà di scena ad Avellino e in diretta su Telecolor. Toscano studia le alternative tattiche e se confermare la formazione d'attacco vista con il Trapani. Marco Carli. Avellino-Catania partita dai tanti temi. La classifica ovviamente prima di tutto, con le due squadre che sono distaccate rispettivamente 6 e 7 punti dalla vetta. C'è ancora più di un girone da giocare ma è evidente che nessuno vuole perdere terreno. Il match, che sabato verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Telecolor con un ampio prepartita che scatta dalle 14, vede di fronte due squadre che vogliono essere protagoniste. Lo dice la storia, ma lo dicono anche le ultime due gare. L'Avellino in vantaggio a Benevento e ripreso solo nel finale. Il Catania avanti con il Trapani e poi capaci di portare a casa il successo nonostante il ritorno degli ospiti nel secondo tempo. Può essere anche la partita dei due attaccanti principali, Inglese in gol con il Trapani su super assist di Stoppa e al Partenio potrebbero essere ancora insieme, e Patierno che invece non trova la soddisfazione personale da fine ottobre ma che in questo 2024 ha numeri importanti. E i due tecnici, Biancolino che tranne la frenata delle ultime 3 ha rilanciato le ambizioni irpine e Toscano che fra i problemi estivi e gli infortuni sta provando a trovare a Catania le stesse componenti che l'hanno portata al successo in altre piazze. In questo girone c'è più intensità, piazze più calde, si respira più aria di calcio. Forse è questa la cosa che è diversa dagli altri gironi. Nella rifinitura la decisione definitiva se riproporre il trequartista o una formazione più coperta. L'Avellino è una squadra che ama verticalizzare, ma la rete del 2-1 del Catania col Trapani è un inno a questo modo di intendere il calcio. Al Partenio sarà autentico big match. Palermo al lavoro per la gara di domenica al Barbera contro la Sampdoria. Da ieri ufficiale l'addio di Lucioni. Sentiamo Marco Gullà. Lavoro e concentrazione. Il Palermo va avanti nella preparazione in vista del match di domenica al Barbera contro la Sampdoria. Da ieri ufficiale l'addio di Fabio Lucioni. Il difensore consensualmente con il club rosanero ha deciso di lasciare. Ma le alternative ad Alessio Dionissi non mancano, anche perché il difensore turco Banica è ormai sulla via del recupero. Dovrebbe essere tra i convocati. I dubbi attanagliano però Dionissi che deve trovare la medicina giusta per far guarire il Palermo, il cui rendimento, soprattutto in casa, è ancora troppo altalenante. Una sola vittoria negli ultimi mesi, un dato davvero sconfortante. E poi il problema gol, i rosanero segnano poco e hanno difficoltà a concretizzare le occasioni. Contro la Sampdoria potrebbe tornare titolare Brunori con due esterni offensivi, ovvero Insigne e Di Francesco. Palermo-Sampdoria anni fa valeva l'accesso in Champions League, quest'anno invece una vittoria potrebbe rappresentare una sorta di exit strategy dalla crisi. Bene, questa era l'ultima notizia, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, prossimo appuntamento con TG Sicilia alle ore 20, da parte mia è tutto, buon proseguimento di giornata, arrivederci.